Benvenuti a questo nostro spazio dedicato alla città di Rovigo e alla sua provincia. Mi trovo all'interno di Palazzo Celio, dove hanno sede gli uffici della provincia di Rovigo. Questa esattamente è proprio la sala consiliare. Cosa vuol dire fare turismo a Rovigo e quindi anche nella sua provincia? Rovigo e la sua provincia sono veramente una terra speciale e merita di essere scoperta attraverso anche una forma di turismo lento. Noi abbiamo delle bellissime spiagge che sono quelle di Rosolina, ma abbiamo bisogno anche di diversificare questo turismo per scoprire tutto l'entroterra e quindi tutto il territorio, dal Delta fino all'Alto Polesine. In che modo? Possiamo scoprirlo attraverso percorsi in bicicletta, ma anche attraverso interessanti percorsi con il cavallo, per esempio, o attraverso le vie d'acqua e quindi con le imbarcazioni percorrendo questi grandi fiumi, il Po, l'Adige e il Canal Bianco, oltre a tutte le lagune che sono caratteristiche proprio del Parco del Delta. Insomma, una natura meravigliosa, dei colori veramente affascinanti, gusti, colori, sapori, odori che possono essere scoperti in questa terra speciale ed ospitale.